Fin da quando è nato il Dolomiti Film Festival ha cercato di portare sullo schermo e insomma all'attenzione del pubblico gli aspetti del cambiamento climatico, della sostenibilità e anche di come è necessario approcciarsi a un ambiente fragile come la montagna, che però è un po' termometro di tutto quello che avviene a livello globale. E quest'anno abbiamo voluto anche, anzi dall'anno scorso abbiamo voluto anche spingere sul tasto dell'accessibilità e dell'inclusione legato al tema della montagna, non solo per delle fragilità fisiche ma anche alla montagna come occasione di ricarica e anche di emancipazione sociale. Quest'anno abbiamo avuto diversi documentari che sono dedicati a questo aspetto, quindi anche documentari che arrivano da paesi insomma in via di sviluppo o paesi che hanno delle difficoltà da questo punto di vista, e siamo molto orgogliosi di essere riusciti a portare in programma non solo l'aspetto sportivo, agonistico e il raggiungimento di obiettivi appunto sportivi, che sicuramente sono una parte di questo festival, ma anche un raggiungimento di obiettivi umani che altrettanto insomma volevamo raccontare. Stern descriveva la montagna come il cardine tra i popoli, e questo è un po' lo spirito con cui abbiamo fatto la selezione, con cui poi abbiamo visto che anche la giuria ha risposto appunto dando sottolineando questi aspetti e dando anche dei premi a dei film che trattano questi argomenti in maniera molto delicata ma anche in maniera molto incisiva.